Game over all'Emirates. Voi non ve lo vedrete nemmeno il video. Subito. Dove? Falliti, rosicate, squadra di merda. Io parlo solo ai tifosi del Napoli. Gli altri probabilmente. Stavo pensando di lasciare i commenti chiusi, ma no. Noi tifosi del Napoli dobbiamo parlare. Voi commentate, ve li cancello tutti. Uno per uno, non mi interessa. E a proposito, quando voi dite sempre stai rosicando, come godo a vederti rosicare, non avete visto né, questo è il video dove rosico, questo è dove rosico, a meno di voi non me ne fotte proprio. Questo è il video dove rosico, io rosico quando vedo la mia squadra che non è in grado, quando vedo la mia squadra in difficoltà che non riesce a giocare a pallone, là rosico. Oggi rosico, oggi lo potreste scrivere ma non ve lo faccio scrivere. Allora, 2 immagini, 3, ci sono tante immagini. Allora, una è palla innocua nel secondo tempo già, palla innocua al centro, Meret credo che se la chiami, Koulibaly da solo, da solissimo, spazza con paura e con l'unico giocatore che noi chiamiamo top player, che in una situazione del genere, paura addosso, non ha il controllo della situazione, spazi, e quella è l'immagine di una squadra che se nel suo giocatore più importante non ha la tranquillità, come può Usai? Parlando di Usai, seconda immagine, al 90esimo, ennesima occasione sulla fascia, Usai tenta di scavalcare il terzino per lanciare Callecon e chiaramente ha i piedi che ha e quindi la palla è fuori misura. Ripartiamo da un secondo tempo che io definisco decente, vorrei definire buono perché abbiamo superato loro nei calci d'angolo, fondamentalmente. Come numero di calci d'angolo abbiamo fatto parecchie azioni da gol, abbiamo creato dei pericoli, abbiamo giocato a pallone, cosa che invece nel primo tempo proprio niente. Ma devo dire solo decente perché alla fine il migliore dei nostri è Meret, senza nessun problema. E quando il migliore dei tuoi è Meret vuol dire che non meriti di vincere. La squadra avversaria sta legittimando il doppio vantaggio. Doppio vantaggio costruito in un primo tempo dove loro ci hanno distrutto, con un pressing nemmeno troppo asfissiante, quel minimo. Il primo gol è spettacolare, bellissimo, un'azione combinata, veloce, tutta a un tocco. La transizione orizzontale che ci ha creato problemi incredibili, passaggi anche di facile lettura, ma loro un tocco scavalcato un giocatore, un tocco scavalcato un giocatore, non li abbiamo visti proprio entrare, proprio non c'era modo di fermarli in nessuna maniera. Il secondo, sfortunatissimo, ma comunque nasce da un errore in impostazione nostra. Sfortunato perché Utile Torreira andava fuori e la deviazione di Koulibaly mette fuori causa Meret, incolpevole sempre. Io non ho mai visto tanti passaggi sbagliati, dai tempi forse di Olivieri. Questo si può definire uno dei primi tempi più brutti da 3-4 anni a questa parte. Veramente avvilente. E ripeto, da Usai mi posso aspettare errori tecnici. Rui è tecnico, però si sa che errori in impostazione ne fa, ma non posso accettare da quelli che dovrebbero avere la tecnica di base, da Fabian Ruiz, da Insigne, da Mertens, da Koulibaly, da Allan. Non mi posso aspettare tanti errori in uscita. Errori della paura, il passaggio troppo corto è un errore della paura, il passaggio troppo lungo è un errore della paura. È quella che ti fa capire tu in campo stai soffrendo l'avversario, stai soffrendo il pubblico inglese è famoso per creare la pressione agli avversari e ci riescono, cosa che noi ci siamo scordati, non lo sappiamo fare più. Paura totale, incredibile, come malamente siamo entrati in campo, dopo 3 minuti io già volevo che finisse il primo tempo per entrare negli spogliatoi e aggiustare qualcosa, perché... E col seno di poi è facile dire ma perché non hai messo Milik dal primo minuto che almeno ti dava l'opzione di alzare il pallone e di scavalcare il centrocampo ogni tanto? Perché non lo puoi fare se c'hai i due piccolini, li devi lanciare verticale, palla a terra. E loro anche dopo il 2-0 si sono esposti, loro ci hanno dato l'opportunità di fare gol e di essere pericolosi, perché è una squadra che dopo il 2-0 poteva anche, come siamo abituati noi, chiudersi, schiacciarsi. Non loro, non in Europa. E il rammarico avviene quando tu vedi che Insigne ha un rigore in movimento e là devi... Non dico devi fare gol, ma devi centrare la porta. Devi centrare la porta, poi sta a Cech fare il miracolo. Ma stai solo tu il pallone. Non sei pressato da nessuno. Come fai a sbagliare? E io non me la voglio mai prendere con i singoli perché solo chi non fa non sbaglia. Tant'è vero, Ramsey nel secondo tempo fa un errore ancora più clamoroso, molto simile. Però sono poche le occasioni che hai in Europa contro squadre con questi campioni. Le devi sfruttare, se non sfrutti queste occasioni qua. E nel secondo tempo, un as che ormai ha deciso... Non lo so se sono direttive, che Cancelotti lo disse in un'intervista, che lui ha i colpi e quindi li deve provare.
Però, caro ragazzino, ti aiuto bene una volta cosa solo. Basta, cioè, non buttirà sempre tu. Ci sono dei momenti in cui è meglio passarla al tuo compagno. E scarti e tiri male. Perché non hai il destro, quindi sul sinistro posso capire che ci provi perché il sinistro ce l'ha. Ma sul destro no, guagliù. E Kama fa un fegato. Tu hai tempo per fare la tua carriera. No? Non sei il predestinato. Non sei quello là che è nato per fare gol come altri. Quindi un po' più di umiltà e passala ai tuoi compagni meglio pezzati. Da dove comincio? Da dove comincio a fare? Questo video sarà lunghissimo, non se lo vedrà nessuno. Col senno di poi? Vogliamo fare col senno di poi? È facile col senno di poi. Col senno di poi vi faccio giocare ma qui. Perché ci vuole tecnica, voglio, ci vuole tecnica. Non siamo una squadra... Ma perché? Perché non siamo una squadra strutturata per saper difendere. Allora tu, se vai là per lo 0-0 o comunque per fare una partita difensiva, hai perso. Hai perso. Per caratteristiche dei nostri giocatori, hai perso. Perché non siamo in grado di fare la Juventus. Non siamo in grado di fare l'Atletico Madrid. Non siamo in grado di fare una partita del genere. Quindi, che tu usai perché è più difensivo, io preferisco a me qui. Oggi si danno sentenze, perché questa era la partita dell'anno che giustifica una stagione, dove devi dare tutto e dove non ammetti il calo di concentrazione, non ammetti la mancanza di determinazione, non si ammette niente oggi. Partita che va vista nei 180 minuti, quindi nel primo tempo io ho avuto l'impressione che ci siamo sfaldati talmente tanto che potevamo prenderne 3 o 4 e lì è la, come si dice, la debacle, si affonda, si rischiano le figuracce dei 7 gol che in Europa si fanno. Per fortuna non è andata così. Fammi sentire questi strunzi che stanno dicendo, perché questo è a caldo, ma allora ancora devono commentare. Se tu vedi la panchina del Napoli, non c'era un centrocampista centrale per sostituire se succedeva un cazzo. E chiaramente tu devi poi affidarti a Zelinski quando vuoi sostituire a uno dei due centrali, il che è un errore strutturale. Non che Rock sarebbe stato una grande soluzione, non che Diawara poteva toglierti le famose castagne dal fuoco, ma magari Hamsik, ma Hamsik, siamo alle solite. Doveva ingarrare anche lui la partita, perché in queste partite dove tutti si mettono paura, Hamsik era il primo. Tra lui e Gulam è inutile scegliere, perché Gulam sta ancora fuori forma, quindi l'uno vale l'altro. A centrocampo scelte obbligate. Si può parlare solamente della scelta di Milik, Mertens, Insigne. Insigne ha giocato fondamentalmente meglio di Mertens, ha avuto un po' più di verve, si è fatto vedere di più, e in queste partite qua di solito Insigne non si tira indietro. Poi sbaglia, però si prende delle responsabilità, che è importante. Quella poi di Zelinski sul passaggio di Insigne, pure grida vendetta, era molto difficile prenderla al volo. Ha fatto il possibile, ma non c'aveva pure sorte, insomma, che rimbalza in un certo modo e la prendi di punta. Vabbè, questo è oggi. Non credo a nessuna remontata, perché 3-0 a chi si caga come fai. Non siamo quelli là. Quelli là hanno il campione che sale in cattedra quando c'è bisogno di salire in cattedra. Noi non ce l'abbiamo. Abbiamo dimostrato tutti i nostri limiti caratteriali, mentali, come li volete chiamare voi. Per me sono i limiti dei giocatori, nel senso che se un giocatore è forte tecnicamente e ha anche la mentalità di essere continuo sempre, entra già nella categoria dei campioni. I nostri, quelli che sono forti tecnicamente, si prendono delle pause mentali, no? Non sono in grado di stare sul pezzo sempre quando serve e paghi. L'analisi mi sembra molto molto semplice fondamentalmente. Troppo brutti per essere veri nel primo tempo, nel secondo tempo un po' di reazione, un po' di orgoglio, un pochino più di testa, ma non è stato abbastanza per segnare quel gol che ci poteva dare la speranza. Non facciamo il funerale ancora, però insomma, la considerazione finale è che il campionato italiano è talmente scadente che non è allenante per la Juve, per il Napoli, per l'Inter, per il Milan, che poi sono già usciti dalle varie competizioni, e te ne rendi conto così, perché non è che un giocatore del Napoli improvvisamente diventa così scarso da non saper controllare un pallone, sono giocatori professionisti. Il fatto è che ti devi confrontare col tuo avversario, cioè l'avversario in campo. Se l'avversario in campo non ti dà agio, non ti dà spazio, non ti dà respiro, tu vai in affanno e quindi il pallone non te ne liberi bene, non esci così. Il bel gioco di Sarri in uscita, eccetera, eccetera, c'era. Sicuramente la complicità dell'allenatore che ti dice giocala dietro, io non ti farò mai la cazziata, voglio che la giochi dietro. Mentre Ancelotti ha una concezione diversa, ti dice se non ce la fai, buttala. Se l'anno scorso eri in grado di fargli gli scambi stretti di prima e lasciare sfogare gli avversari che si stancavano, ma non è che non sei in grado più, è che ti stai confrontando con altra gente, non con il Cagliari, non con il Benevento, non con
il Frosinone, con tutto il rispetto, che poi sono squadre che ci mettono anche in difficoltà e vincono contro di noi, ma non hanno questi ritmi, non hanno questa tecnica, non hanno questi campioni. E noi facciamo alla Coppa Munnez in Italia, perché se siamo secondi in classifica e l'Inter, il Milan non ci riescono a recuperare, la Roma, è perché sono più scarsi degli scarsi. Poi vai in Europa e fai brutte figure. La Juve è riuscita nella prima remontata, ieri invece ha fatto brutta figura contro l'Ajax, un Ajax di ragazzini che ha palleggiato in faccia ed è stato lezioso perché dovevano segnarne 3 o 4. Ma la Juve ha fatto una brutta figura. Chi parla di partita coraggiosa, chi parla di bella partita, è disonesto intellettualmente, perché la Juve le ha prese proprio sotto tutti i punti di vista. Poi c'hai il campione, che un'azione fai e te la mette dentro, e hai una grande una grande tenuta difensiva, con calma, perché sono abituati, anche quando giocano contro il Chievo, loro sono abituati a segnarne uno e a finire di giocare ed aspettare. Essendo abituati a quel gioco là, lo fanno, lo sanno fare anche contro giocatori più forti, mantengono la calma, hanno quella sicurezza, noi non lo pigliamo. E ne hanno preso uno. Noi non siamo abituati, noi la partita difensiva non la sappiamo fare. Dobbiamo avere il pallino del gioco, dobbiamo impostare l'azione velocemente, altrimenti siamo prevedibili, e senza queste due caratteristiche non si va da nessuna parte. E i giocatori non tecnici come Yusai, come gli altri, non faccio sempre un nome Yusai, povero Maron, ma è così. Se non li metti in condizione di giocare semplice come faceva Sarri, è un giocatore in meno, perché si sviluppa l'azione, la palla arriva Is, l'azione è finita, perché non sa cosa farsene. Allora per l'anno prossimo bisogna individuare dei giocatori che hanno una tecnica eccellente e che sanno fare la scelta giusta al momento giusto, perché Ancelotti non ha lo spartito alla Sarri dove tu sai quello che devi fare, lo fai o non lo fai, ci riprovi alla prossima azione. Ancelotti no. Non voglio fare sempre il paragone Ancelotti-Sarri, ma devi avere i giocatori adatti, altrimenti non te ne esci più, non le vinci le partite. Abbiamo fatto 64 punti, si vincono anche le partite, ma si vincono con i colpi dei campioni, si vincono con la partita perfetta, si vincono con l'attacco continuato che prima o poi ti porta a sbloccare il risultato, e si vincono perché la palla trasaint. Qua una palla non trasaint, almeno devo vedere il gioco, devo vedere un'idea, un'impostazione, altrimenti non usciamo manco a testa alta, usciamo solamente. Almeno prima uscivamo a testa alta, ci siamo pure scocciati di uscire a testa alta, ma comunque usciamo. Non è che andiamo avanti a testa bassa, questa è la differenza. Quando stiamo? 20 minuti di video? Non lo so, tanto non se lo vedrà nessuno, insultate, fate quello che volete, vi cancello tutti, non mi interessa proprio. Ilaria D'Amico, fai silenzio, non si parla dei napoletani, non ti sembra napoletano, mo, silenzio.